Il Carnevale di Venezia è un carnevale antichissimo. Ai tempi della Serenissima durava fino a 6 mesi l'anno. Oggi è un po' più ridotto ed è pensato in chiave moderna, ma non di meno c'è la voglia di divertirsi, di andare a un concerto, di andare a teatro, così come avveniva ai tempi della Serenissima, di fare feste e di mascherarsi. Ogni anno, da quando è rinato il Carnevale, viene dato un tema e se l'anno scorso fu Marco Polo in occasione dei 700 anni della morte, quest'anno celebriamo una nascita che è quella di Giacomo Casanova, che nascendo il 2 aprile del 1725 festeggia il suo 300° anno. Venezia lo celebra come persona, ma celebra soprattutto il suo tempo. Il tempo di Casanova è il titolo del Carnevale, e questo dà agio ovviamente a tutti di esplorare il Settecento veneziano, che pur nella decadenza fu un secolo straordinario, e soprattutto di scoprire una Venezia che non sia solo fatta di feste e divertimenti durante il Carnevale, ma che offre anche un programma culturale di ottimo livello. Giacomo Casanova fu tante cose. Noi lo conosciamo, lo ricordiamo soprattutto come un seduttore, anche grazie alle parole che lui stesso ci ha lasciato nelle sue memorie, però fu anche scrittore, fu cabalista, fu filosofo, fu un violinista, fu una spia, ecco, è proprio la figura a tutto tondo dell'avventuriero settecentesco. Una tra le persone che incarnò il secolo in cui visse, è una persona che ha segnato un'epoca ed è giusto anche celebrarla. Il Carnevale si sostanzia di alcuni grandi avvenimenti destinati al grande pubblico, come lo Svoi della Pantegana, che è oramai diventato un momento tradizionale, col corteo acqueo sul Canal Grande. La Festa delle Marie, che fu rievocata da Bruno Tosi e prosegue, è una tradizione antichissima in realtà, e prosegue ancora oggi con grande gradimento del pubblico e fortuna di edizione in edizione. E poi il palco di Piazza San Marco, in cui avvengono ovviamente delle performance e c'è la gara delle maschere per esempio, ma soprattutto i tanti palchetti decentrati nei maggiori campi della città. È una festa diffusa ed è giusto che sia così, perché nei secoli, ecco, l'euforia del Carnevale si è sempre trascinata lungo le calli.